Allora, questo è un vino che Firiato ha voluto fortemente per un semplice motivo. Noi volevamo portare in un vino dolce quello che era il completo corredo aromatico dello Zibibbo. Quindi diciamo che abbiamo sperimentato questo nuovo metodo, questo metodo innovativo per fare vini dolci, che è il metodo dell'infusione. Sostanzialmente sono due vendemmie differenti di Zibibbo. Una vendemmia va in appassimento, poi facciamo un'altra vendemmia tardiva che viene vinificata e poi prendiamo l'uva passa e la mettiamo in infusione nel vino. Questo ci dà la possibilità di fare un passito davvero originale, con un corredo aromatico molto fresco e molto complesso, ma allo stesso tempo in bocca è molto fresco e dà una bellissima acidità che fa in modo che se mettiamo una bottiglia al centro del tavolo sicuramente verrà finita. Firiato ormai conta più di 380 ettari in regime di agricoltura biologica in 6 tenute. Possediamo l'unico vigneto che esiste all'isola di Favignana, 4 tenute nell'agro di Trapani e da un bel po' d'anni siamo anche sull'Etna, quella è viticoltura di montagna, quindi diciamo una produzione molto variegata. Il Nerello è un vitigno fantastico e anche molto versatile. Noi facciamo 2 rossi, ma poi lo utilizziamo anche per una spumantizzazione in metodo classico. Noi facciamo un Etna DOC spumante chiamato Gaudensius che ormai ha superato i 36 mesi sui lieviti. E quest'anno al Vinitaly è debuttata Great Grappa, che è la grappa che abbiamo costruito dopo anni di lavoro e abbiamo già lanciato con successo sul mercato americano, la prima grappa costruita e creata per riuscire a stare nel mix. Quindi una nuova modalità di consumo della grappa che entra nel cocktail come personalità caratterizzante. Questa è la grandissima sfida. A un consumatore moderno, aperto e a cui il cocktail piace, la possibilità di degustare la personalità italiana anche all'interno del cocktail. L'educational, spiegazioni di come si degusta, di come viene fatta, di come dietro ad ogni sorso, ad ogni goccia che stilla dall'alambicco c'è dietro una storia. Nel caso nostro ci sono 170 anni di esperienza in ambito distillatorio, ma anche tecnologia e quindi capacità di poter sempre lavorare per migliorare il prodotto senza snaturarlo, mantenendo la sua coerenza e quindi la sua personalità. Beh, è stato un onore portare in giro, assieme ai miei colleghi, bisogna dirlo, il vino dei nostri territori, il vino che rappresenta una cultura, la cultura delle Venezie, appunto, quella che si rifà poi a Venezia e ai suoi fasti. Dobbiamo guardare prima all'Amarone, di non farlo morire in fasce. Questo è il primo obiettivo secondo me, perché si è instaurata una speculazione che non può far bene a un prodotto invece che deve essere sempre il vertice e sotto il quale c'è una grande piramide e una grande base. Sarebbe sciocco abbassare il vertice, quello che purtroppo a volte si fa, perché si andrebbe a distruggere il faro di riferimento e si andrebbe a creare una concorrenza non logica per un vino costoso e abbastanza raro con vini invece che sono di livello più modesto, perché sono prodotti in territori che non sono quelli così vocati come dovrebbero essere quelli della Marona. Per dare questo messaggio, il vino non è solo produzione di vino, non è solo vendita di vino come si fa qua, non è solo parlare di vino, è anche tenere il vino aggiornato attraverso la tecnica, la tecnologia e pertanto la ricerca e la sperimentazione. Non per tradire il passato, ma per affinarlo sempre, mantenendo quello che di valido è il passato, ma mantenendosi connessi con le necessità dei mercati. Sì, noi arriviamo al 52esimo Vinitaly con il record storico di fatturato, 185 milioni di euro, che ci posizionano al 6° posto all'interno della classifica redatta da Mediobanca delle aziende vitivinicole italiane. Il vino è un complesso di valori dove la componente fisica ha sicuramente la sua importanza, ma indubitabilmente le tecniche enologiche migliorano sempre di più, per cui i vini sono in generale buoni.
Noi oltre a eccellere nel vino ovviamente stiamo cercando di comunicarlo sempre meglio, quindi sia con i canali tradizionali, stampa, pubblicità, fissioni o quant'altro a seconda delle nazioni, che con i nostri canali social che sono molto importanti sia negli Stati Uniti, in Italia, ma poi in Germania, in Cina addirittura stiamo comunicando molto con i nostri canali social, e secondo un approccio un po' olistico, per cui per esempio la sostenibilità delle coltivazioni è molto importante. Noi siamo molto avanti, abbiamo ottenuto ormai da 2 anni la certificazione SQNP, che quest'anno entra proprio nella bottiglia, quindi è la certificazione del Ministero dell'Agricoltura che si inquadra in un regolamento europeo, quindi è una cosa estremamente seria, che noi stiamo comunicando direttamente adesso sulla bottiglia con tutti i nostri canali di comunicazione per spiegare tutte le attività che l'azienda sta facendo per un'agricoltura sempre più sostenibile, sempre più sana, sempre più rispettosa del territorio e di chi il territorio lo lavora e lo vive. E noi facciamo bianco, rosso e rosato più il greco di bianco. Sì, stiamo impiantando vitigni autoctoni, sì, il mantonico, stiamo andando sul mantonico, sul nerello mascalese, stiamo andando sull'autoctono. Cerchiamo di puntare sul territorio. I nostri produttori possono presentare il frutto del proprio lavoro fascettato al mercato, quindi il vino è nelle bottiglie al vaglio del mercato e dei consumatori. Riteniamo che sia un bellissimo punto di partenza Vinitaly e Provence, sono stati 2 bei punti di partenza perché abbiamo visto centinaia di soci e decine e decine di cantine sposare la causa di questo marchio bellissimo delle Venezie all'assaggio, perché riteniamo che quest'annata, dovuta all'andamento climatico, alla diminuzione delle rese e al lavoro delle decine e decine di commissioni di degustazione, abbiano potuto portare sul mercato un Pinot Grigio delle Venezie di qualità elevatissima. Il 43% del Pinot Grigio a livello mondiale è prodotto in Italia.